Calcio, il campionato di promozione. L'Aragona vittoriosa 1-0 in trasferta a Santa Margherita Belice contro la Margheritese, ipotecata la promozione in eccellenza. Domenica prossima la sfida casalinga contro Alcamo. Basta un punto per il salto di categoria. Mister Carmelo Giordano, missione compiuta, 3 punti importantissimi contro un avversario ostico, forte in ogni reparto. Vi manca un punto per la matematica promozione in eccellenza e domenica arriva l'Alcamo. Sì, la classifica dice questo, a meno di clamorosi ribaltoni da parte delle indagini della Procura federale, quindi mi piace soffermarmi sul senso di ospitalità che ci ha offerto la Margheritese, davvero brave persone, pubblico sportivissimo. Poi la partita in campo è stata combattuta, è stata sporca perché comunque questo campo non permette uno scorrimento veloce della palla, una partita a tratti da Premier League per intensità, ribaltone di fronte, però credo che il secondo tempo siamo venuti un po' fuori meglio noi fisicamente e secondo me la vittoria è meritata. Una vittoria dunque fondamentale, come detto, per raggiungere l'eccellenza. Cosa c'è dietro questo primato e questa probabile, quasi certa promozione dell'Aragona in eccellenza? C'è tantissimo lavoro, c'è tanto sacrificio, tante rinunce, trascurare la famiglia, trascurare il lavoro, tantissime componenti che alla fine poi fanno la differenza. Adesso arriva l'Alcamo, come la preparerete questa partita? Sarà una settimana intensa per la tua Aragona? Per chi fa questo mestiere, per me, per i calciatori, anche per la società, credo che sia la settimana più bella da preparare, la più semplice, perché le motivazioni verranno da sole. Mi auguro in un Totorusso pieno in ogni ordine di spazio, sono sicuro che la gente risponderà presente, non sono d'accordo con la decisione della Lega di allineare le partite alle 14:30, non è una cosa normale, soprattutto in virtù di quelle che sono le temperature già quasi estive, quindi questa cosa non la condivido. Missione compiuta, l'Aragona vince la sfida contro la Margheritese e ipoteca la promozione in eccellenza. A questo punto sì, partita difficilissima su un campo ostico, la Margheritese ha giocato la partita fino al centesimo con grandissima intensità, però oggi i miei ragazzi hanno dimostrato di essere stoici perché hanno saputo gestire la gara al meglio, hanno concesso poco agli avversari, non era facile, però penso che oggi mettiamo una seria ipoteca alla vittoria del campionato. Che sapore ha questa vittoria condivisa tra l'altro con oltre 200 tifosi al seguito? Guarda, a fine gara io vedevo tifosi, giocatori, allenatori, tutti con le lacrime agli occhi. Anch'io mi sono emozionato perché oggi è stata la vittoria di una città che aspetta da tanto tempo questa benedetta eccellenza e penso che domenica noi traguarderemo l'obiettivo. Ecco, serve un punto nelle ultime 2 giornate e domenica arriva ad Aragona l'Alcamo, la vice capolista. Noi domenica giocheremo per vincere la gara perché vogliamo ulteriormente dimostrare che l'Aragona Calcio è la squadra che nel corso della stagione ha espresso il miglior calcio e i 70 punti ce li siamo guadagnati tutti sul campo giocando a calcio e domenica lo dimostreremo. Questa vittoria a chi la dedica? La dedico alla mia famiglia, a mia moglie che mi supporta e mi sopporta per via delle mie numerose assenze da casa, visto gli impegni calcistici, però sa quando io tengo a questo progetto, a questa bellissima realtà e quindi mi lascia libero seppur con tanti sacrifici.